Ben ritrovate, ben ritrovati, grazie di essere qui in questa calda giornata per vedere un film molto importante del nostro cinema contemporaneo e per una graditissima sorpresa per accogliere anche il suo regista. Accanto a me chiamo Denis Brotto, che è curatore del nostro omaggio dedicato a Marco Bellocchio. Denis Brotto insegna discipline cinematografiche all'Università di Padova. È anche curatore del libricino che accompagna questa nostra retrospettiva e che potrete prendere poi se volete ovviamente in cassa per riscoprire i lavori di documentario di Marco Bellocchio. E lascio a lui il microfono, ma vi prego di accogliere con un grandissimo applauso il maestro Marco Bellocchio che è con noi. Che devo dire? Se devo parlare io? No, no, veramente... parlare prima di un film è, direi, piuttosto innaturale, però è un film ecco, interessante, perché è un film o un documentario? Effettivamente è un documentario, ma è anche un film. Primo perché contiene una serie di frammenti di film che io ho fatto che sono direttamente riferiti a una tragedia familiare che io ho voluto raccontare dopo tantissimi anni di vera e propria finzione. Noi avevamo previsto di fingere alcune scene, però poi strada facendo, proprio perché l'elaborazione del film è durata 5 anni, mi sono accorto che in qualche modo le testimonianze che noi avevamo raccolto bastavano, assieme a una serie di frammenti di miei film che avevano a che fare con questa vicenda, e quindi praticamente della finzione, della vera e propria finzione, penso che sia rimasta una sola inquadratura. E poi è un film in cui anch'io sono davanti alla macchina da presa, come non mi era mai capitato, proprio perché, lo capirete, la vicenda che io ho voluto raccontare esigeva che anch'io fossi coinvolto come attore di questa vicenda, insomma. Ma che non vi voglio anticipare, non perché sia un film un suspense o un giallo, no, è un film tragico, però posso dire che la sua umanità, almeno è una mia opinione, il suo movimento non disperato nasce proprio dal fatto che dopo tanti anni io ho voluto guardare all'interno e in profondità su una tragedia che avevo sempre, non dico annullato, ma avevo trascurato, oppure avevo cercato di raccontare in modo sempre indiretto, sempre mediato. Ecco, lo vedrete, ecco, mi ripeto, poi non ci sarà modo di parlarne, proprio è il tipico film che sarebbe meglio, di cui sarebbe meglio parlarne dopo che prima, però io mi fermo qua e si dice sempre buona visione, sì, buona visione si può dire, no, buon divertimento no, perché non è certo un film divertente, no, però basta. Grazie. Grazie davvero a Marco Bellocchio per questa introduzione che naturalmente basterebbe e sarebbe anzi forse meglio che io non dicessi nulla. Mi permetto soltanto di dire una cosa di raccordo con quanto abbiamo visto
in questi giorni. In questi giorni abbiamo visto Matti da slegare, ieri abbiamo visto Sogni infranti, Addio del passato. Cito questi 3 film perché toccano diverse diramazioni dell'opera complessiva di Marco Bellocchio. La psicanalisi, l'attenzione alla psiche nel caso di Matti da slegare, il mondo della politica e anche di quei sogni infranti, appunto, provenienti dal 68 e poi deviati nel corso degli anni 70, e poi il ritorno alle origini in Addio del passato. Ecco, queste 3 diramazioni convergono, si toccano nel film che andiamo a vedere ora, Marx può aspettare. Si fondono, diciamo, in quest'opera insieme a un insieme di attraversamenti. C'è un attraversamento che è quello della vita registica di Marco Bellocchio, troveremo molti dei frammenti delle sue opere, un attraversamento nella vita del nostro paese, l'Italia, nel corso anche qui di più di 60 anni, e poi un attraversamento che è quello familiare, che è quello forse più toccante, perché davvero sembra di essere portati all'interno di una vicenda tutta personale e estremamente privata. Lo vedrete nei primi minuti di film, quando si prepara quello che è un pranzo, una sorta di momento conviviale fra Marco Bellocchio e i fratelli e la famiglia, e ecco, sembra di essere degli ospiti un po' quasi voyeuristici, quasi non invitati, ma lì. E un po' alla volta però siamo sempre più dentro ai gangli, alle faglie di questa vicenda di cui Marco Bellocchio ci racconta. Aggiungo soltanto che sembra un film che vuole annullare definitivamente i confini fra realtà e finzione, diciamo. Sembra veramente che tutte queste 2 componenti si uniscano, trovino un punto di convergenza. Volevo dire che sì, qui è un festival documentario, però come anche penso tutti gli altri film, chiaramente la qualità, la bellezza, la profondità va nel momento in cui noi andiamo oltre il documento, ecco. Quindi parlare di documentari, qui sì, è tutto quello che noi vediamo è preso di fatto apposta per questo film. Ti ripeto, c'erano 2 inquadrature, il resto è la combinazione, e quindi volevo, scusami, anche approfittare per ringraziarti o ringraziarvi, perché quello che tu chiami un libricino è un libro veramente prezioso, molto bello, e che effettivamente raccoglie, perché poi uno si dimentica che ragazzi, sono 60 anni che faccio cinema, 60 anni sono tanti, e quindi raccoglie anche tanti altri film documentari che in modo diverso si innestano anche nella mia esperienza cinematografica più diretta, ecco. Quindi io ringrazio te e ringrazio voi. Noi ringraziamo te, Marco Bellocchio, e naturalmente poi continuiamo alla masterclass a parlare dei tuoi lavori. Sì. Buona Grazie. visione.